come promesso, siamo arrivati a Oliena per cercare le notizie su Gianfranco Zola. Seguitemi! Che ci dice che Zola è qui ad Oliena e noi ci troviamo nel campo dove ha iniziato a muovere i suoi primi passi, nel campo dove ancora oggi gioca la Corrasi, ma noi lo andiamo a cercare nella città. Le chiedo un'informazione, ma qui ha giocato Zola? Sì, certo che ha giocato a Zola. Che ricordo ha lei di questo giovincello? È un bravo ragazzo che sa giocare, impara ai bambini, a tutti, ai grandi e tutti impara. Zola è qui. Non lo so se è qui. Forse sarà dove le sorelle, non lo so. Buongiorno. Con calma vengo a chiederle una cosa. Prego. Ma lei se lo ricorda Gianfranco Zola? L'ho visto zappare la vigna. La vigna! Zappare la vigna! Ma esattamente quanti anni aveva quando l'ha visto Zola lei? Era Zola con a marito, un altro Giocatore? Un altro giocatore. Ma di Zola qual è il ricordo più bello? Noi sappiamo che è un grande calciatore, ha giocato in grandi squadre, sì. partendo dalla Corrasi. Partendo dalla Corrasi, poi alla Nuorese, poi alla Torres, fino alla Torres, alla squadra inglese. Alla squadra inglese. Buongiorno, una domanda, stiamo cercando Zola. Zola? Gianfranco Zola. E Zola dov'è? Boh, chi lo sa? Ma lei si ricorda di Zola? È certo che ci ricordiamo, perché? No, dico, com'era? Ci racconti qualcosa? Che lo gli racconto? Zola è un calciatore, di Oliena, bravissimo, altro non so dirgli. Gianfranco sarà in Inghilterra, Ma io ho trovato qua a Oliena un mio amico, è Francesco, e io glielo chiedo a lui. Francesco, parlaci di Zola. Cosa è? Un campione, quindi soprattutto umile, un ragazzo umile, non si è mai montato la testa, non beveva. Un suo amico gli aveva messo, soprannome gli aveva messo Merendina. Merendina, perché? Perché mangiava solo le pastine. Quindi era gli piacevano i dolci? Dolce, sì, era magrolino, poi fatto palestra e tutto, è diventato molto più grosso. E mentre io faccio allenamento, ho visto una generazione più giovane. Una domanda. Che ricordo avete di Gianfranco Zola? Di Oliena. Zola. Di Oliena. Di Oliena? Niente, proprio niente. Non si ricorda niente di Zola, del nostro calciatore? Sì. L'ho conosciuto piccolino, anche il padre ho conosciuto piccolino. Ci racconti qualcosa? E che ti racconta? Non siamo sportivi, non siamo. Non seguite il calcio? Non siamo Però del partito del calcio noi. ci hanno detto anche... Eravamo vicini col padre, vicini di casa. Oh, Bravo uomo. il babbo. Babbo. Gianfranco lo conosco. Sarà bravo, di sicuro, perché assomiglia al padre e alla madre. Però non l'ho mai avvicinato. E dopo una lunga camminata, tra salite e discese, siamo finalmente giunti al bar della famiglia Zola, dove al di sopra abita la mamma e noi andiamo a vederla. Che delusione! Tanta strada per non trovare nessuno. E sempre con il mio camminare da calciatore azzoppato sono giunto in uno dei bar della famiglia Zola, dove so che all'interno posso trovare Dario e Franco Zola. Andiamo a vedere. Eccovi qua. Franco. Ciao. Dario. Antonio. Marta. E Marta. Ciao Marta, eccoci qua. Allora, cugini di primo grado di Zola.
Antonio nipote, ovviamente, e io mi siedo qui vicino a loro. Prego. Allora, cosa ci interessa sapere di Zola? Cosa ci potete raccontare di Gianfranco? Sicuramente non di calcio. Sappiamo tutto. Mi sembra normale. Vi ricordate qualcosa di particolare di lui? Qualcosa di particolare, per esempio quando giocavamo da piccoli. Avevamo il vizio di togliere le patane dalla macchina, tipo quella dell'850 con la scritta Fiat, per giocare così. Scusami, le rubavate? Certo. Beh, prima i giochi non è che erano tanti, e quindi usavamo fare quello. Cioè, rubavate le patane delle macchine? Per giocare così. Per guidare? Sì, rubavano. per guidare. Sì. Poi vabbè, diciamo si di sì, dai, restituiva. se proprio vogliamo. Poi che ti posso dire? Una precisazione volevo fare. In un'intervista lui aveva dichiarato che quella porta che c'è disegnata nel muro, dove da piccoli giocavamo, l'avevo fatta io quella porta. Lui usufruiva della porta. Ecco, quindi ecco. Ma non è. Sì, lui aveva detto che l'aveva fatta lui e un altro ragazzo del vicinato, ma in effetti l'avevo fatta io. Che poi noi usavamo, io mi mettevo alla fine del viottolo, crossavo il pallone e lui faceva quello che faceva. Infatti lui è diventato bravo. E tu sei rimasto crossatore? Sì, io sono diventato un grande crossatore. Tra l'altro, devo dire che non stiamo parlando di calcio, ma di caccia, quindi non calciatore, ma cacciatore. Vero Dario? Cacciatore. Cosa ci racconti? Che come cacciatore non ha dimostrato niente perché non ha avuto il tempo, però sicuramente se si mette in testa di fare il cacciatore lo fa alla grande, perché qualsiasi cosa che si mette in testa si riesce sempre a farla nel migliore dei modi. Però gli piace la cacciagione. Ah, ecco, perché piace mangiare. Certo. Lui aveva questo da piccolo. Giocavamo a carte, imparava subito a giocare a carte e diventava bravo. Giocavamo a ping pong, idem. Giocavamo a dama, lui diventava subito bravo. Cioè, un portento. Sì. Una dote innata in tutto. Veramente. Vabbè, non mi va di dirlo, l'unica cosa che non ha saputo fare è una cosa che abbiamo saputo fare noi. Non la posso dire. Adesso ce lo deve svelare. Sì, la diciamo. No. Beh, diciamo che Non ce lo vogliono dire. noi siamo andati meglio a donne. Ah, ecco, questa era una cosa importante, cioè lui giocava a calcio e loro giocavano a donne. Sì, noi uscivamo, lui non usciva mai. Lui ha avuto da piccolo, ci ha creduto e grazie a Dio gli è andata bene. E lo ripeto, anche lì se si mette in testa riesce meglio di noi. Porca miseria. Ma Dario, qualche aneddoto che ti ricordi di lui? La cosa più... Allora, di calcio mi ricordo un giorno che abbiamo preso anche Antonio, lì a Budone abbiamo fatto una partita a calcetto. Io ero nella sua squadra naturalmente, contro la squadra di un nostro amico. Usavamo fare. E c'era anche Casiraghi. Contro degli amici. E quindi diciamo che questa sfida si rinnova d'estate, diciamo a punta al dia, si gioca una volta all'anno, ma giochiamo a calcetto tutti assieme. E quindi lì insomma, Diventa una cionfra. lì il migliore sono io perché Lui ha fregato la rete a Casiraghi perché lui stava entrando là, il pallone era solo in porta, poi è arrivato lui e ha fatto una specie di e l'ha buttata lui dentro. No, io ero più forte. Diciamo che anche lì hai rubato. No, io ero più forte come calciatore, ve lo confermo a Gianfranco se lo chiedete. Ma vicino a noi c'è anche un piccolo Zola e io adesso ci vado. Antonio, giocatore di calcio, cosa fai? L'attaccante e quando mi mette l'allenatore in centrocampo mi mette anche dietro le punte. Sei una piccola meraviglia. Per adesso. Senti, ma quanti gol segni in una stagione? Non quanti quelli del padre. 10 in questo campionato ne ho segnato solo 10, ma c'è un compagno che ne ha segnato 13. Allora ti sta fregando il posto. Allora, il nostro buon augurio è un bel ululato perché tu diventi come tuo zio Gianfranco Zola. Sei pronto a ululare con me? Via. Vai!